Garrison, allora intanto ci troviamo a Venezia, 82esima edizione della mostra. Mm-hmm. Ti chiedo quanto sono importanti ancora oggi i festival per gli artisti, per gli attori, per tutti. In un mondo in cui tutto va in televisione, tutto si digitalizza, le piattaforme, quanto sono importanti ancora i festival? Allora, io rispondo a questa domanda, però non sono esperto. La mia sensazione, sì, faccio l'opinionista in questo momento, no? Allora, secondo me, io preferisco un evento come Festival di Venezia o Spoleto per la danza, o preferisco un evento come questo dove si chiacchiera, fa scambi di idee e cose sui social, possono scrivere e fare come vogliono, possono fare anche fake news, yes. Capito? Che va molto di moda, fa molto fashion, fa molto scena, però non è la realtà. Un evento come questo, dove c'è un'intervista, è difficile farlo diventare, oddio, fanno anche quello, però vedo troppe fake news che io sono molto, si dice, gullible, io ci credo in quello che sento, poi chiamo un amico mio e dico: ma questo è vero o questo è finto? Io dico: no, quello è finto, e comincio a capire quello che è vero e quello è finto. Ma questo, per esempio, noi stiamo dialogando adesso, ma quello che stiamo dicendo adesso è vero, cioè è dal vivo, è uno scambio di opinione che è un'emozione anche. Sì, certo, sì, certo. A fare le cose virtuali non c'è. È difficile credere, No. Senti, ti volevo chiedere, dal palco alla realtà sta avendo un grande successo, avrà un grande successo, però ti chiedo la primissima volta, quando avete parlato per la prima volta del progetto, com'è nato poi? Allora, io ti dico quando Agata Abrogiano, che è creatrice di questo progetto, tra palco e realtà, quando mi ha detto, io avevo detto subito, lei non immaginavo che dicevo di sì, però quando mi ha detto l'obiettivo era di creare un programma teatrale che sembra uno spettacolo teatrale che sembrava un programma televisivo, no? Mi stuzzicava molto. Poi all'inizio ovviamente non avevamo le idee chiare, però devi vedere la qualità di questa produzione. Sfido chiunque a fare una qualità di produzione come questa. Abbiamo dei visuali che sono assurdi, addirittura sono bello anch'io, guarda, e poi dei talenti, argomenti interessanti, se piangi, se ride, che io parlo di canto, ballo, recitazione, però canto e recito anche, così vedono uno che parla, però dietro la parlata c'è anche sostanza. Io so cantare, so ballare, so recitare. E Claudia Peppa, che è presente insieme a me, uguale. Allora non siamo lì solo a leggere un copione e far fare, noi facciamo. E poi i nostri ospiti, per esempio, quando ok, Bergamo, ok, il 7 di ottobre siamo a Bergamo e mi ha detto l'elenco di personaggi. Adesso perché all'inizio facevamo fatica a avere anche gli ospiti importanti, e mi ha detto che c'è Marco Carta, Silvio Salemi, il ballerino che balla adesso ballando con la D'Urso. Allora sono personaggi importanti, nel senso che adesso per esempio Marco Carta lo vediamo ogni tanto, sta facendo delle cose e sono contento che mi ha detto adesso che c'è Marco Carta. Silvio Salemi, che ha una storia pazzesca, e poi questo nuovo ballerino che conosciamo tutti, però ballerà con la D'Urso. Allora sai che cos'è? Vuol dire che questo trapalco in realtà comincia a avere suo spino dorsale, la gente comincia a capire che se fanno quello non è male. E io ti volevo chiedere proprio questo, cioè secondo te in Italia che stato di salute sta vivendo la danza e il teatro?
It's difficult. Perché mi hai chiesto una roba? Oddio, allora, prima dico una cosa positiva, che io sono contento che oggi come oggi il ballerino non è visto solo come un ballerino, o il cantante solo cantante e gli attori solo, ci sono il performer completo, o in America si dice triple threat. Io sono un triple threat, io canto, io ballo, recito e tutte le tre materie sono equo. Sono conosciuto come un ballerino o coreografo, però sono eccello in canto, anche recitazione. E sono tanti giovani, io faccio Saranno Famosi, il musical, il teatro adesso, ti giuro, sono 18 personaggi e tutti canto, ballo, recito e sono giovani. Cioè io sono veramente bravi. Quindi vabbè, cioè insomma. No, va bene, questo è l'altro aspetto di questo nostro lavoro, che faccio fatica, sono compensati malissimo. Non voglio fare polemica, però rispetto magari al cinema o ad altre televisione non è come una volta dove i prezzi, però una cosa ragionevole. I ragazzi, io non posso lamentare, però io sono un personaggio conosciuto, ho 50 anni di carriera, mi conoscono, magari attiro qualche persona che viene a vedermi in teatro, questo sì, però questi ragazzi che fanno, tra virgolette, ensemble o corpo di ballo non sono compensati, ma non solo dicendo solo quello che faccio io, in generale tutti i musical, tutti i lavori che fanno non sono compensati e questo mi dispiace, perché meritano di più. Grazie mille. No, è perfetto. Secondo me è molto bella l'analisi. Grazie mille, buon festival. Grazie.